18 punti per descrivere le azioni tipiche di un turista che va in spiaggia, o meglio, che andrà in spiaggia quando l'emergenza coronavirus sarà una compagnia sgradita a cui far sempre riferimento. E 18 sono i punti condivisi da Union Mare e Faita Veneto, due associazioni degli operatori balneari regionali che hanno ipotizzato la fruizione del turismo balneare nella fase 2 o più in genere nel post-Covid-19. Abbiamo ovviamente ripensato una distribuzione degli spazi per favorire al meglio il distanziamento sociale e quindi un nuovo concept delle nostre spiagge. Ci siamo interrogati sul tema della sanificazione, introducendo importanti proposte da questo punto di vista e soprattutto il monitoraggio degli accessi attraverso le forme di prenotazione che saranno inevitabili per contingentare la fruibilità e gli accessi alle spiagge venete. Il documento programmatico, redatto dagli operatori di Union Mare, verrà sottoposto a chi sostanzialmente dovrà disporre le modalità di riapertura. Abbiamo depositato questo documento alle ULSS territoriali, alla ULSS 3 Serenissima, alla ULSS 4 del Veneto Orientale, alla ULSS 5 Polesana. Contestualmente ne abbiamo fatta trasmissione anche alla Regione Veneto, agli assessorati competenti e alla conferenza dei sindaci. C'è una grande cabina di regia, tutte le parti interessate, assieme anche alle altre associazioni, lavorano assieme per raggiungere un unico obiettivo che è quello dell'apertura in sicurezza della costa veneta. Ma c'è un modello veneto per procedere a un rapido ritorno in spiaggia o un percorso condiviso? Noi stiamo lavorando anche a livello nazionale nei rapporti con i colleghi delle altre regioni per avere la più ampia condivisione possibile su questi temi e su questo approccio. In questo modo crediamo che sarà più semplice avere la disponibilità da parte anche del governo centrale per far valere il peso della nostra regione su quella che sarà la formazione del protocollo sanitario che disciplinerà l'apertura delle spiagge durante la prossima estate.